È appena scoppiata una bomba sul mercato dei trasferimenti, e non volete perdervi nessun dettaglio. Ma prima lo sapete, vero? Lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. Ora, passiamo agli affari. La Juventus tiene d'occhio Victor Osimhen, ma la risposta del Napoli e di Antonio Conte è chiara: chiusura totale. Secondo l'esperto di mercato Emanuele Cammarotto, il club bianconero starebbe sondando la situazione dell'attaccante nigeriano, che a fine stagione tornerà dal Galatasaray e sarà messo sul mercato. Il Napoli, però, non ha intenzione di venderlo a una rivale di Serie A e, se la Juve dovesse insistere, potrebbe chiedere anche 100 milioni di euro per il giocatore. Nonostante le speculazioni, la destinazione più probabile di Osimhen sembra essere fuori dall'Italia. PSG, Chelsea e Manchester United sono disposti a pagare la clausola di 75 milioni di euro. Mentre l'Al Ahly dell'Arabia Saudita potrebbe entrare prepotentemente nella mischia, offrendo uno stipendio astronomico di 30 milioni a stagione, ben superiore agli 8 milioni che il Chelsea sta pensando di pagare. Un altro dettaglio curioso rivelato da Cammarotto riguarda una presunta tensione tra Kvaratskhelia e Osimhen, con il georgiano infastidito dal divario salariale all'interno della squadra. Questa situazione potrebbe aver contribuito alla decisione del Napoli di cedere entrambi nel mercato estivo. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi del Napoli. Pensate che il Napoli debba vendere Osimhen a una rivale di Serie A? O è meglio venderlo solo a club stranieri? Lasciate un commento e partecipate alla discussione.